Nel frattempo, e ritorniamo a parlare di sanità, si continua a discutere sul futuro di quella del Porto Gruarese. La nostra collega Federica Spampinato ha chiesto l'opinione dell'assessore regionale qui del territorio, Daniele Stival. Sentiamolo. Daniele Stival, assessore regionale del Veneto, quali sono le prospettive per fermare le eventuali fughe verso il Friuli per quanto riguarda la sanità? Ma stiamo chiudendo un importante accordo, secondo me. Io è già da un po' di tempo che ci sto dietro, l'ASL e la Regione insomma aveva qualche difficoltà, nel senso che non pensava che fosse la strategia giusta, nel senso che la Regione pensa da sempre che accentrare verso San Donà sarebbe stato il risultato finale per rispondere ai problemi del Veneto orientale. Invece io credo che il presidio del Porto Gruarese sia fondamentale affinché non ci siano, o perlomeno calino, le fughe da questo territorio. Per cui posso solo anticipare che a breve ci sarà un accordo importante fra l'ASL e alcuni soggetti del territorio, soggetti privati, affinché appunto questo abbia da finire. C'è l'esigenza di fermare le fughe da una parte e dare più servizi al Porto Gruarese. Credo che siamo nella strada buona, lavorando costantemente. Anche la Regione e quindi la Direzione Sanità ha accettato l'accordo o comunque il suggerimento che ho dato, e adesso dovremo arrivare appunto a dare una risposta importante per il Porto Gruarese dal punto di vista della sanità. Anche perché ricordiamo Porto Gruarese e San Donà hanno due diversi bacini d'utenza, quindi non possono essere accorpate. Infatti sono 10 anni che cerco di far capire in Regione che il Porto Gruarese ha difficoltà ad attraversare il Livenza, dal punto di vista culturale è più vicino anche dal punto di vista chilometrico con il Friuli, vuoi esso che sia Latisana, San Vito o Pordenone, e quindi o la fuga la si ferma in loco, altrimenti tutti i progetti, tutti i finanziamenti che vanno a San Donà non portano nessun beneficio per il Porto Gruarese, anzi contribuiscono ad avere maggior buco nella sanità di questa USL. Per cui credo che finalmente siamo addirittura d'arrivo e che entro l'anno, quindi entro brevissimi giorni, entro il 2011, possiamo avere questa nuova situazione utile soprattutto a tutta l'USL ma anche al Porto Gruarese.